La novità principale di quest'anno è conseguente ai lavori in Piazza Roma. Cosa cambia? Cambia, ci sono due diciamo, spostamenti. Da via Rivarola per motivi di sicurezza togliamo i banchi come abbiamo già fatto per la fiera invernale e poi ci sono i lavori in Piazza Roma, c'è il cantiere, quindi parliamo di 51 banchi che vengono ricollocati tra Corso Dante fino a Piazza Cavour, che è comunque un braccio morto il giorno della fiera, quindi non facciamo grossi danni, e prendiamo via Trieste fino all'incrocio con via Tripoli, che resta libero però l'incrocio, quindi una ricollocazione abbastanza parziale, ma ci sarà una riassegnazione dei posti tra gli ambulanti a seconda del loro ordine di anzianità, di graduatoria, e diciamo da un punto di vista del traffico la novità è questa. Dal punto di vista dei divieti, i primi scattano alle 20 del giorno precedente. Sì, bisogna porre attenzione ai cartelli che sono messi, sono vari orari di inizio, comunque il mattino del 2 luglio deve essere tutto completamente libero. Poi l'altro evento di rilievo è la processione del 3, che comporterà una deviazione sempre a causa del cantiere in Piazza Roma, attraverserà un trattino di via Entella per poi tornare sul percorso solito da Piazza Matteotti. Anche in questo caso una deviazione che vedrà impegnata la Polizia Municipale per regolamentare al meglio anche lo svolgimento di questo evento. Sì, sulla processione c'è un tipo diciamo, di vigilanza finalizzato alla circolazione stradale, e poi per motivi di sicurezza la testa e la coda della processione avranno dei veicoli nostri, e agli incroci si muoveranno veicoli nostri anche di polizia e carabinieri, in modo da garantire la massima sicurezza possibile. Durante lo spettacolo di fuochi artificiali, qui siamo alla sera del 3, il lungomare viene chiuso al traffico per consentire l'afflusso e il deflusso del pubblico in sicurezza anche quello.